Allora, ritorniamo a noi, vediamo anche, diamo anche dei dati un po' concreti, eccetera, di procedura di accesso. Come funziona l'accesso ai vostri centri? Allora, noi abbiamo un numero verde che è gratuito per tutte le donne. È un numero verde che abbiamo attivato da qualche anno e che copre tutta la provincia e in realtà tutta la regione anche a livello nazionale, però diciamo che la nostra operatività si concentra sulla provincia di Padova. E una donna che ha bisogno di aiuto può accedere al nostro servizio in diversi modi, può chiamare il 1522 che è il numero verde nazionale a cui rispondono delle operatrici preparate che rimandano al nostro servizio. Il 1522 è un numero che è aperto 24 ore su 24 e quindi a cui si può chiamare in qualsiasi momento della giornata. Noi poi abbiamo il nostro numero verde che è aperto invece dalle 8 di mattina alle 8 di sera, qui rispondono le nostre operatrici e che in base alla richiesta valutano la strada da seguire. E può essere una richiesta di appunto accoglienza in emergenza come si diceva prima e allora si valuta appunto se la donna ha bisogno di una protezione immediata e se è questo il caso si attiva la rete dei servizi che è composta dalle forze dell'ordine, in questo caso la Croce Rossa Quindi perché viene seguita comunque, cioè sì, viene dato indicazioni su come si deve muovere, sì. eccetera, quindi quello è Diciamo importante. che spesso noi veniamo anche chiamati direttamente dalle forze dell'ordine perché la donna si reca là per fare denuncia o comunque per chiedere aiuto, oppure anche dai pronto soccorso dove la donna va per curare le ferite in caso di violenza fisica. E appunto in questi casi noi comunque attiviamo la rete e nei casi di emergenza che sono praticamente quasi all'ordine del giorno, non dico che ne abbiamo quasi uno a settimana e attiviamo la rete Sono con tanti sì, effettivamente. Sono diciamo tanti. che è una delle attività che ci impegna di più e da cui non abbiamo nessun tipo di finanziamento, tra l'altro questo ci teniamo a dirlo perché fa parte proprio del nostro lavoro volontario, se così si può dire. L'accoglienza in emergenza prevede che nel giro di un paio d'ore noi accogliamo la donna e gli eventuali figli minori in una struttura che è gestita dalla Croce Rossa e che appunto collabora con noi in questo percorso e che questa donna può rimanere all'interno di questa struttura per una settimana in modo gratuito, sia per tutti, per i servizi, ovviamente per la donna, perché tutti i nostri servizi sono gratuiti per le donne. Dopo questa settimana si valuta insieme ai servizi sociali e appunto del comune di residenza della donna che tipo di strada seguire e c'è la possibilità di avere un'accoglienza in un'altra casa a indirizzo segreto dove la donna può essere ospitata per un periodo all'incirca di 6 mesi che poi possono essere prorogati fino a 8 mesi e dove appunto la donna diciamo, prima di tutto viene messa in protezione e comincia tutto quel percorso di uscita dalla violenza che appunto il percorso giudiziario, il percorso poi personale della donna di diciamo, ripresa della propria autonomia, quindi anche Quindi di... anche un'assistenza psicologica che Sì, viene data, quindi non soltanto no, di carattere sì. legale, perché voi date anche un supporto di carattere legale, Sì, penso. diciamo che noi abbiamo una volontaria, un'avvocata che diciamo, fornisce una consulenza gratuita, poi la donna può seguire il proprio percorso legale con un avvocato, noi abbiamo degli avvocati che possiamo consigliare e poi la donna però decide Se autonomamente in farlo base, pure. sì. Ecco, quali sono, dopo torniamo anche a lei, ma normalmente le persone che si rivolgono al vostro centro, quindi la nazionalità, non so, il livello socio-economico, culturale. Sì, la maggior parte delle donne sono italiane, diciamo che abbiamo un 75% di donne italiane, il resto sono straniere. E,
C'è da dire che per quanto riguarda le accoglienze, le donne che ricevono cioè le accoglienze nelle case sono principalmente le donne straniere che vengono accolte perché non hanno una rete nel territorio anche familiare che possa comunque andare dai appunto. genitori anziché dai parenti Esatto, stretti, sì. amici, eccetera, quant'altro, quindi questo diventa importante. Il livello socio-economico dipende, abbiamo tutti i livelli socio-economici, Quindi non diciamo. necessariamente un non adeguato apporto di denaro in famiglia provoca queste conseguenze, quindi non è solo Può essere il una delle disagio. cause, può essere una delle cause che può acuire una situazione che però è già presente nella famiglia. Diciamo che la crisi o comunque la disoccupazione può essere una delle cause che portano al No, perché appunto c'è un maltrattamento. po' il convincimento che una persona benestante, una donna autonoma, imprenditrice, professionista, che so io, che comunque ha una locazione socio-economica di un certo tipo, sappia gestire meglio, anche con un bagaglio culturale magari elevato, riesca a gestire meglio certe situazioni. In realtà poi nello spaccato anche a livello nazionale emerge che non è così, che in famiglie estremamente benestanti, di professionisti, ci sono di quelle situazioni terribili e incresciose che magari si portano avanti molto nel tempo, più di quel che si va a immaginare, proprio perché poi c'è il discredito sociale, questo essere indicate come colei che all'interno della famiglia, quindi è molto più pesante che non in altre situazioni dove magari uno dice tanto non c'ho la faccia da rimetterci e mi metto subito in gioco. È così, vi risulta? Sì, ci risulta. Diciamo che è più semplice se tu hai un reddito, una casa, una famiglia, Ricostruire. hai più possibilità, hai più Di probabilità di risolvere più velocemente la tua situazione. Questo è evidente. Una volta che la vuoi risolvere, Una volta però che la vuoi per risolvere. portarla alla luce hai più Questo, difficoltà. allora, il reddito, l'istruzione, tutto quello che gli va dietro, non incide sulla violenza in sé, nel senso che questo è un dato di tutti i centri, ma anche nostro, le donne vittime di violenza sono in tutte le classi sociali, Certo, in sì, tutte le culture, in tutte le nazionalità. Le forme di questa violenza sono diverse, questo sì. È diverso una donna che proviene da un paese dove i diritti delle donne non sono riconosciuti, per esempio, farà più fatica a riconoscere la violenza vissuta nella propria famiglia. Il fatto di essere però in un paese dove queste cose non sono ammesse cambia la percezione. Io ricordo una donna dell'Est Europa accompagnata da un'amica che mi ha detto: io oggi sono in Italia e so che le donne hanno dei diritti. Al nostro paese era normale, io ero sposata ed subivo violenze da mio marito, oggi sono in Italia, so che qua ci sono delle leggi che proteggono le donne e ho portato la mia amica per questo e gliel'ho detto: qui siamo in Italia. Questo mi ha, da un lato, insomma, ci riempie d'orgoglio, dall'altro ci dà anche una bella responsabilità, cioè dobbiamo rendere effettivi poi i diritti che questo è un altro paio di enunciamo. maniche. No, ecco, questo cioè, se volevo. addirittura siamo pieni di delinquenti noi, cioè cose che loro invece non hanno, per cui vabbè, è un altro Sì, aspetto. ecco, però cioè, è ovvio che il nostro paese ha riconosciuto negli anni e riconosce e ha delle ottime leggi. Sì, poi bisogna vedere che il problema è che non c'è la certezza del diritto, quindi questo è un disastro diffuso tanto, il motivo per cui tanti non si fidano della giustizia, dei tempi della giustizia. In questo caso, quindi... nel caso della violenza nelle relazioni, c'è questa complessità in più che è dovuta proprio al fatto che avviene dentro una relazione particolare, che è quella familiare o della Ci sono intima. stati degli interventi, visto che lei ha parlato di leggi del nostro paese, interventi legislativi, normativi recenti che hanno fatto fare un passo più in là, qualche norma, qualche cosa che magari chi ci ascolta non è a conoscenza, che fa capire quali diritti hai, fino a dove ti puoi muovere, dove sei tutelata o non sei tutelata? Sì, l'ultima è stata quella cosiddetta sul femminicidio, è una norma che... Però la devi morire. No, Ho fatto è la un'estensione, il femminicidio in senso le violenze sulle donne, la violenza maschile sulle donne, questa è per estensione, che ha equiparato per molti aspetti
lo stalking e quindi le norme che erano state fatte qualche anno prima per affrontare questo grave reato che non era prima riconosciuto, e lo estende alle situazioni di violenza familiare, per cui per esempio la possibilità di richiedere l'ammonimento dell'uomo violento, alcune agevolazioni rispetto ai provvedimenti di protezione, uno snellimento delle procedure. Ma come si diceva prima, è l'applicazione delle norme che in ogni territorio è diversa, anche a seconda proprio della cultura, di come funziona o non funziona la rete, diciamo che il nostro territorio, e parliamo della provincia di Padova e quindi del nostro rapporto con i punti della rete, sicuramente è cresciuto, per cui oggi a Padova, se tu sei una donna vittima di violenza e ti rivolgi a uno qualsiasi dei punti della rete, hai buone probabilità di arrivare per esempio all'accoglienza in emergenza, che non è una cosa da poco. La nostra legge dice, questa legge sul femminicidio, dice che le forze di polizia devono informare la donna che esistono i centri antiviolenza e devono accompagnare le donne al centro se lo chiedono. Oggi, se uno si reca in polizia o dai carabinieri e dice io ho paura, non voglio tornare a casa, nella provincia di Padova questo significa che avrai la possibilità di passare almeno la notte fuori. Quindi questo è importante. Non è tutto, ma è già qualcosa. Dobbiamo... Come panoramica a livello nazionale, perché poi stiamo parlando di un territorio, qui abbiamo parlato di una regione, che cosa vi risulta come situazione in generale? Ne parlavamo anche noi l'altro giorno, è una situazione un po' a macchia di leopardo, nel senso che nel territorio nazionale ci sono dei centri antiviolenza, in alcune zone c'è la rete che funziona, abbiamo degli esempi virtuosi come ad esempio l'Emilia Romagna, perché ha comunque una storia molto antica appunto di contrasto alla violenza sulle donne. Abbiamo zone invece dove non c'è praticamente niente. Come? Quali regioni? Ad esempio la Calabria e le zone del sud Italia, ma anche alcune zone del centro, del centro Italia, ma anche alcune zone proprio della nostra regione, nel senso che il nostro modello vale per appunto Padova e provincia. Non è lo stesso se una donna si trova a chiedere aiuto ad esempio nella provincia di Treviso o nella provincia di Vicenza, nel senso che... Com'è possibile che non sia almeno uniformato a livello regionale? Questo perché purtroppo non c'è ancora una norma che diciamo vincoli, o meglio, è stata approvata una legge regionale recentemente, un anno e mezzo fa, e questa legge riconosce i centri antiviolenza, riconosce il ruolo delle case rifugio, riconosce l'importanza della rete. Purtroppo quello che non riconosce sono diciamo, i finanziamenti che servono, che sono fondamentali per mettere in atto questo tipo di strutture, di percorsi. Purtroppo i finanziamenti che vengono stanziati sono sempre insufficienti rispetto a quello che è il bisogno. Cioè si basa tutto sul volontariato, la disponibilità delle persone, però non si va da nessuna parte, si resta fermi a un certo punto lì. Sì, diciamo che il volontariato è una ricchezza che deve essere però valorizzata e anche riconosciuta. E appunto poi non ci sono delle linee guida che siano uniformi nel territorio, che dicano come intervenire in caso di richiesta d'aiuto. Torniamo su questi argomenti, andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.